pronti a riprendere lo sciopero della fame se il percorso verso il referendum dovesse incagliarsi di nuovo. Anna Durigone e Maurizio Giomo, i due militanti di Indipendenza Veneta, hanno sospeso il loro digiuno di protesta lunedì scorso, dopo 4 giorni, quando il presidente della regione ha convocato la commissione di giuristi per verificare la fattibilità legale di una consultazione popolare con cui i veneti possano esprimersi sulla creazione di un'entità statale. Ma i due assicurano di essere disposti ad una nuova azione clamorosa se i tempi dell'operazione dovessero tornare ad allungarsi. Raccontano che l'esperienza vissuta nella sede del movimento in centro a Treviso è stata dura ma alleviata dalla grande solidarietà degli altri indipendentisti giunti da tutto il Veneto a portare il loro sostegno, tanto che durante la prima giornata calcolano di essere rimasti da soli non più di una dozzina di minuti. È solo una questione di testa, io credo, perché poi c'è stata Alessia Bellon che ci ha detto scientificamente che le prime 50 ore sono le più difficili, e quindi non lo so se è appunto condizionata da questa informazione. Io ho avuto il secondo giorno, la sera, che ero un po', ho detto no, cioè, che ho avuto qualche piccola difficoltà, e dopo invece mi sono sentita bene. Siamo andati oggi a ritirare le analisi del sangue, sono un fiore, quindi sto bene. È stata un'esperienza che comunque è servita a tutto, sia vero o non sia vero che ha influito poi sulla decisione di questo tavolo tecnico. Noi ci siamo, volevamo essere in prima linea perché comunque quello che vogliamo è l'indipendenza del Veneto, lo sappiamo, abbiamo intenzione di perseguire questa strada e che questo avvenga nel minor tempo possibile, quindi in quelle che sono le nostre capacità faremo quello che c'è possibile appunto per arrivare a questa santa e benedetta indipendenza. Anna Durigone e Maurizio Giomo, dopo un giorno di riposo, sono tornati in ottima forma, come certificato anche dalle analisi del sangue. Confessano che subito dopo aver interrotto lo sciopero sono andati a mangiare con gusto una pizza. La loro azione ha raggiunto il primo obiettivo che si erano prefissi e i due indipendentisti sono convinti, avendo riportato la questione all'attenzione dell'opinione pubblica, di aver dato almeno un contributo all'accelerare la decisione di Luca Zaia. Noi ci piace pensare di aver messo un mattoncino anche a noi nella formazione di questa commissione e nell'inizio dei lavori di questa commissione, sperando che arrivi quanto prima a delle soluzioni reali e propositive e attuative del nostro referendum. Se non si sbloccherà la situazione, riprenderete l'azione? Se la situazione non si sbloccherà, nel senso che dovesse arrivarci il sentore che sia stato fatto giusto per guadagnare ulteriore tempo, visto che di tempo da aspettare non riteniamo che ce ne sia molto, riprenderemo l'azione, assolutamente.